Hanno ceduto argini, sono esondati fiumi, ci sono stati allagamenti in molti comuni veneti, alcuni dei quali sono rimasti temporaneamente isolati. Sono crollati ponti, sono state sommerse strade e campi con danni pesanti a colture, ma anche altre attività e abitazioni. Migliaia gli interventi di soccorso e quelli per fronteggiare l'emergenza, per riparare i danni. Questi gli scenari dell'allerta rossa manifestatasi nell'ultima settimana in Veneto a suon di bombe d'acqua. Il presidente della regione Luca Zaia ha dichiarato lo stato d'emergenza, come anche molti sindaci del territorio. Il senatore Antonio De Poli ora ha presentato un'interrogazione al presidente del Consiglio perché questa emergenza a maltempo in Veneto sia di rilievo nazionale. Nel Padovano e nel Vicentino in particolare, la rottura degli argini di molti fiumi e le inondazioni stanno creando molte difficoltà, con strade allagate e centinaia di abitazioni invase da acqua e fango. Gravi le ripercussioni per il settore agricolo e la produzione industriale. Occorre intervenire al più presto. È necessario che il governo dichiari lo stato d'emergenza di rilievo nazionale per stanziare i primi fondi e intervenire sul completamento delle opere di laminazione.